Bentornati a questa seconda puntata dedicata al Museo Etnografico di Udine, da quando il Friuli è diventato nuovamente zona gialla e quindi si può visitare le realtà museali espositive. Anche le sale del Museo Etnografico sono state riaperte. La scorsa settimana vi abbiamo accompagnato alla visita di una parte di questa grande realtà di allestimento e siamo tornati perché è veramente molto ampia e vogliamo dedicare tutto lo spazio possibile con noi l'assessore alla cultura del Comune di Udine che ci dà il benvenuto. Grazie, sì, vi do il benvenuto di cuore a Telefriuli, a Paola Treppo, che è sempre così attenta e gentile, e poi a tutti gli ascoltatori. Ovviamente io vi do il benvenuto attraverso la nostra emittente friulana, ma io vi vorrei vedere anche qui, stringervi la mano a distanza, condividere con voi questo percorso espositivo così affascinante e così ricco di proposte, di suggestioni, di curiosità. Ecco, sono convinto che anche questa seconda puntata, dopo il successo della prima, avrà tanto seguito e quindi fin d'ora ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno accolto il nostro invito ad intervenire e ci sono degli ospiti illustri e quanto mai qualificati anche in questa serata. È andata bene, per dire la verità, la scorsa settimana. Abbiamo riaperto questa sede museale e ci sono stati diverse decine di visitatori, cosa che mi fa molto piacere, perché abbiamo voluto riaprire questa seconda fase delle riaperture dei musei dopo quella fine maggio, primi di giugno dell'anno scorso, proprio partendo da questo museo, da questo bellissimo museo che è un po' il compendio della storia del Friuli, un grande sussidiario, ecco, che uno può leggere e attraverso il quale può percorrere le vicende di questa nostra bellissima terra e di questa nostra bellissima comunità friulana. E il museo è aperto, ricordo, ogni mercoledì, giovedì e venerdì, purtroppo sabato e domenica non è possibile per le disposizioni di contenimento della pandemia, dalle ore 15 alle ore 18. Il venerdì facciamo anche un'ora in più per consentire anche a quelli che durante la settimana lavorano e magari hanno qualche disponibilità di tempo in più il venerdì pomeriggio, quindi il venerdì è aperto fino alle ore 19. E poi proprio per favorire la frequentazione di questa sede, il mercoledì l'ingresso è gratuito, quindi dalle 15 alle 18 ogni mercoledì attendiamo, le porte sono aperte. Bisogna però seguire, ricordo sempre, le regole di questa fase, per quanto ci si trovi in zona gialla, bisogna prenotare la visita e bisogna essere muniti di mascherina e seguire un po' tutto quello che dicono qua i bravissimi collaboratori della sede museale. Però insomma è un museo secondo me molto interessante che può essere percorso da persone di ogni età, dalle famiglie, perché ci sono anche aspetti che possono interessare i giovani e proprio per me è importante questa sede perché riesce a tramandare quella che è la nostra storia del Friuli, la cultura friulana e tante vicende legate ai costumi, ai mestieri, alle attività che ormai non ci sono più. Quindi è un modo per immergersi in pagine e pagine di storia friulana nel modo più diretto e più agevole. Ci sono anche visite guidate, si può anche condividere un percorso didattico con delle guide e io invito tutti a prendere conoscenza di queste opportunità attraverso appunto gli strumenti di comunicazione dell'assessorato alla cultura, dei civici musei e poi anche telefonando presso qui. Quindi io auguro anche a tutti coloro che vorranno seguire questa puntata, ecco, di poter godere di questa visita e magari ritornando qui a ripercorrere quello che vedranno questa sera. Allora grazie all'assessore Fabrizio Cigolotto del Comune di Udine, come ha detto, cominciamo insieme a sfogliare questo sussidiario della storia del Friuli. E siamo saliti al primo piano con il dottor Federico Vicario per capire insieme il significato perché un museo etnografico.
Beh, bisogna dire intanto qual è la ragione, insomma, di queste raccolte, no? Di questi studi, di questo interesse verso la conservazione di questo patrimonio. Direi che il Museo Etnografico è veramente il museo dell'identità friulana. Dobbiamo pensare a questo lungo percorso che dall'Ottocento vede un interesse sempre più forte verso la cultura popolare, diciamo, verso la cultura che si sposta, diciamo, dal secolo dei lumi, ecco, quindi verso l'interesse per la cultura classica, che si sposta sempre più verso la cultura popolare che è la cultura della pluralità delle sue manifestazioni, la pluralità delle lingue e dei dialetti e dei costumi e dei canti, di ogni manifestazione, diciamo, che arricchisce le varie comunità locali. Ecco, quindi io penso che veramente il senso più profondo di una raccolta di questo tipo sta nella conservazione, nella riscoperta e nella valorizzazione di quella che è la radice più profonda all'identità di una comunità, nel nostro caso naturalmente della nostra comunità friulana. Dobbiamo pensare quindi a tutto questo insieme di saperi, di conoscenze, di esperienze che si consolida nelle singole comunità che appunto compongono la nostra terra, che riguardano quindi l'esperienza, la capacità di fare le cose, i mestieri, la nostra visione del mondo, quello che vuol dire appunto i costumi, ma vuol dire anche i canti. Io penso soltanto che nell'Ottocento tantissime sono state proprio le raccolte di queste centurie che il Leicht chiamava appunto centurie di canti popolari, che erano le nostre villotte, ma anche altre raccolte, diciamo, riguardavano proprio la musica popolare, no? Musica popolare, la riscoperta dei testi antichi, la riscoperta della letteratura, no? Quindi diciamo quello che è la valorizzazione di tutto il patrimonio tradizionale di una comunità. Chiaramente soltanto nella riscoperta di questo patrimonio possiamo trovare le ragioni della nostra identità, se no, diciamoci, su che cosa dobbiamo fondare, insomma, la nostra cultura. Ecco, quindi veramente io trovo che sia un presidio fondamentale, ecco, questo del museo etnografico per la valorizzazione di quella che è l'identità friulana. E qui sul tavolo alle nostre spalle c'è un volume particolare. Ecco, noi abbiamo qua un esempio di questo, diciamo, condensato di saperi, se vogliamo, che è l'Atlante storico-linguistico etnografico friulano, nella sigla ASLEF, è anche conosciuto come ASLEF, che è stata un'opera, diciamo, di geografia linguistica, come si dice, che è stata molto attenta alla raccolta non soltanto del lessico patrimoniale friulano, quindi di tutte le categorie che compongono, diciamo, le varie manifestazioni di una cultura, quindi a partire dalla descrizione dei fenomeni atmosferici o del terreno o dei mestieri tradizionali, insomma tutto quanto quello che è il lessico patrimoniale, diciamo, di una lingua, e che ha condensato in questi volumi curati da Giovan Battista Pellegrini, che è veramente un benemerito, ecco, degli studi di linguistica, di glottologia e di dialettologia anche per il Friuli, che è stato condensato in questo Atlante storico-linguistico etnografico friulano. In particolare noi parliamo di un'opera di geografia linguistica che è stata pubblicata dal 1972 al 1986, quindi è stata, diciamo, iniziata la raccolta di questi dati circa una decina di anni prima, e che è il primo Atlante storico linguistico regionale d'Italia. Ecco, quindi veramente abbiamo anche questo primato tra le altre regioni, quello di avere il primo tra questi atlanti linguistici. Che cosa si può trovare in uno strumento di questo tipo? Si può trovare, diciamo, la rappresentazione su tutto il territorio regionale, sulle aree immediatamente contermini, quindi abbiamo anche, diciamo, dei punti di inchiesta non soltanto per il Friuli, ma anche per il vicino Veneto, ecco, come per alcune località slovene piuttosto che carinziane. Ecco, abbiamo quindi la raccolta di tutte, diciamo, di tutte le espressioni, di tutti i modi con cui vengono tradotti, con cui vengono resi determinati concetti. Va bene? Quindi, per esempio, abbiamo noi aperto qui una carta, è la carta numero 329 del terzo volume dell'Atlante storico-linguistico, dove noi possiamo trovare su una cartina geografica la rappresentazione del concetto che è il 2013, si può vedere in alto a destra, santi, fate,
che portano doni ai bambini, va bene? Quindi abbiamo qua sulla rappresentazione della carta geografica tutti i modi che nelle singole località indicano appunto chi porta regali ai bambini, per cui abbiamo forme tipo naturalmente Sante Lucie, San Nicolò, Gesù Bambin, la Befana, no? Befane, eccetera, no? E Sante Lucie, ecco qua per esempio San Nicolò, e anche diciamo con tutte le forme anche delle varietà alloglotte, quindi delle varietà vicine naturalmente, quindi abbiamo sia le forme germanofone, quelle delle comunità germanofone piuttosto che delle comunità slovenofone, che arricchiscono il patrimonio linguistico della nostra regione. Ecco, e naturalmente sfogliando l'Atlante abbiamo molte altre indicazioni, per esempio questo qui, giocare a tocca e scappa. Ecco, questo qui è un volume che è dedicato in particolare ai giochi per i bambini, no? Quindi abbiamo tutta quanta una serie di concetti orientati su questa, diciamo così, categoria nozionale. Ecco, abbiamo quindi tutte quante queste forme. Ecco, per esempio giocare a piastrelle con anche dei bei disegni che appunto illustrano come si dovrebbe svolgere il gioco, e con tutto un apparato di note che appunto spiega quello che non può essere rappresentato direttamente sulle carte. Allora ringraziamo per adesso il dottor Vicario, che sentiremo più tardi per altri interessanti argomenti, in particolare per il legame con la Società Filologica Friulana. Con la dottoressa Tiziana Ribezzi affrontiamo adesso un tema particolarmente caro a noi donne, ma non solo: l'abbigliamento tradizionale e tutto quello che è legato al tessuto nei secoli che ha caratterizzato il nostro Friuli. Ecco, qui entriamo nel secondo piano del museo, un piano tutto dedicato, possiamo dire, alla vastità del tema dell'abbigliamento, e questo grazie a collezioni molto importanti e molto ingenti che il museo ha potuto così raccogliere in quasi un secolo di vita. Sappiamo tutti l'importanza che ha il linguaggio della moda nelle sue incongruenze di omologazione e differenziazione, e questo è tanto più vivo anche per il costume, l'abbigliamento tradizionale, che è insieme alla lingua uno specchio della comunità. L'abbigliamento tradizionale non è certamente in Friuli, non ha quella spiccata attualità, possiamo dire, che ha in altre regioni, dove c'è quasi proprio una volontà di mantenere gli aspetti e le caratteristiche dell'abbigliamento dell'area in cui le comunità vivono, e che si riflette ed è vivo tutt'oggi in alcune regioni. Qui in Friuli nell'Ottocento c'è, possiamo dire, una cesura tra il passato, quindi l'abbigliamento delle comunità, e il rinnovamento, l'innovazione dettata dalla moda, e questo per motivi molto diversi. L'abbigliamento femminile è certamente più conservativo, vuole mantenere la propria identità di zona e di area e di comunità. L'abbigliamento maschile è più dettato verso la moda per ragioni diverse, soprattutto l'emigrazione massiccia degli uomini, il lavoro degli uomini all'interno delle città. Nel Novecento, ad esempio, c'è una attenzione nuova verso il costume delle località friulane, e vorrei far vedere, puntare proprio l'attenzione su alcuni costumi di alcune zone del confine friulano: Resia, San Pietro al Natisone, allora San Pietro degli Slavi, Aviano, Maniago,
località Marano Lagunare, località che venivano considerate rappresentative dal punto di vista etnico di alcune zone del Friuli. E nel Novecento c'è da una parte questa attenzione, possiamo dire, alla diversità, quindi a questi costumi che vediamo molto differenti gli uni dagli altri, soprattutto in alcuni particolari, e d'altra parte c'è l'attenzione progressiva verso lo studio del costume, o lo studio del costume friulano, grazie soprattutto ad alcuni enti, ad alcune personalità, alcuni studiosi come Perusini e la Dorlandi, che hanno incominciato, precursori possiamo dire in Italia in questa indagine sui costumi popolari, che li incominciano ad analizzare da una parte attraverso le inchieste sul campo, la raccolta delle testimonianze orali dagli anziani che illustravano dal punto di vista della zona, ricordavano il costume degli antichi delle proprie località, specificandone alcune peculiarità, e d'altra parte ripercorrere, studiare tutti i documenti che aiutano a capire il costume. Questo atti giuridici, patti dotali soprattutto, i patti che venivano allegati alla dote della donna, dove si elencavano tutti i beni che la donna poteva disporre e portare in dote, oppure anche le testimonianze iconografiche, antichi affreschi, molto gli ex voto e la ritrattistica. Quindi a metà Novecento abbiamo questo tipo di studi che è stato molto fortunato, accanto alla raccolta di beni e di tessili, per ricostruire appunto i nostri musei. Qui ad esempio abbiamo una serie di tessuti che evidenziano la fantasia, la fortuna del motivo del bottè, del motivo cashmere, sia nella parte colta così, sia nella parte più corrente, quindi una serie di scialli molto in uso nella seconda metà dell'Ottocento, proprio per coprire, al posto anche dei cappotti in cui le donne appunto si avvolgevano. E ripercorrendo, continuando queste sale del museo, vediamo come il costume, l'abbigliamento tradizionale, non è affatto un aspetto di secondo piano della società, perché sul tema dell'abbigliamento tradizionale sono sottintesi tutta una serie di aspetti. Innanzitutto parliamo di materie prime, quindi per materie prime che venivano utilizzate, coltivate e allevate, perché si parla di fibre vegetali, cana, palino, fibre animali, lana, seta, mezzalana. Queste sono le materie prime che venivano utilizzate per la confezione di tessuti ad uso casalingo, e accanto alle materie prime abbiamo la loro lavorazione, la nascita di manifatture, come ad esempio la grande importanza che ha assunto nella civiltà friulana l'industria della seta. Industria della seta che vedeva in Friuli l'allevamento del bacco fino alla fase della filatura. Una industria, possiamo dire, che all'interno delle filande ha visto proprio un mondo molto particolare, perché incomincia il lavoro proprio delle donne fuori di casa, ma inizia anche la possibilità delle donne, attraverso l'allevamento del bacco e il lavoro in filando, di avere una prima autonomia.
ma se parliamo di manifatture parliamo anche di lavoro per trasformare la materia prima in filo, e qui abbiamo la differenziazione dei mestieri con ruoli femminili e ruoli maschili. Ruoli femminili nella filatura, con la rocca ad esempio, un elemento simbolico per la donna, oggetto così di dono. Molto spesso la rocca era un elemento, uno strumento molto lavorato, molto decorato, perché era dono, pegno di fidanzamento. Oppure ruoli anche maschili, i sarti con i loro metri, e sarti come mestiere, e uomini con il mestiere, ad esempio, di tessitore, un sapere che si tramandava e che ha avuto un ruolo molto importante. Ma ci sono anche altre manifatture, possiamo ricordare il Linussio con la loro industria in carni, anch'essa molto importante per l'economia locale. Quindi il mestiere, quindi l'abbigliamento sottintende tutto un mondo dal punto di vista economico, ma anche di valori e di aspetti sociali, quindi trasformazione del costume per emulazione verso le classi più alte, che ha una vivacità e una importanza notevole. E c'è una curiosa e bellissima corrispondenza tra quella che è la pittura e quello che viene conservato all'interno del museo, sempre nella parte tessile. Ecco, sì, tra Udine e Tolmezzo abbiamo una galleria di ritrattistica borghese, perché qui è molto interessante, anche come fonte proprio di studio del costume tradizionale. Qui si parla in questi ritratti di uomini e di donne, raramente illustrati come sposi, ma più spesso proprio come dipinto singolo, di borghesi, di persone che avevano raggiunto una posizione agiata, ma che vestono secondo l'identità, secondo le tradizioni della propria terra. Ed interessante è il confronto anche fra questi dipinti, dove vediamo gli uomini per lo più vestiti ormai secondo la moda internazionale, e le donne con il costume, perché come abbiamo detto le donne sono più attaccate alla tradizione e vestire all'antica, ma hanno lo stesso degli oggetti, come ad esempio le chiavi che alludono alla loro posizione familiare, o un libro che riesce a dirci come la donna sia alfabetizzata, quindi abbia una sua posizione, oppure tenga anche le redini morali, per così dire, della casa. Le donne, come vediamo, avevano degli elementi che abbellivano la veste, fazzoletti in sorte, veniva detto ad esempio nei patti e negli inventari dotali, ornamenti delle vesti, merletti. Ricordiamo anche per inciso che in Friuli ha una grande tradizione di merletti, ad esempio con la tradizione di Fagagna, e gioielli. Punterei l'accento su questo aspetto degli accessori dell'abito, perché agli accessori veniva dato un valore importante, proprio disegnare, grazie alla loro intercambiabilità, il ruolo, la posizione della donna. Le giovani non si vestivano come le anziane, le nubili non si vestivano come le sposate, e alcuni elementi avevano anche un ruolo, per così dire, magico, ricordato ad esempio nell'uso del grembiale della donna.
Gli ori lo stesso ricoprono un importante significato, perché sono i beni di cui dispone la donna, dati in dote oppure oggetto di dono nei momenti rituali, la nascita, le nozze, il fidanzamento. E questi oggetti e questi abbellimenti dell'abito venivano esibiti, come ad esempio in alcuni ritratti, in particolare in questa donna che è raffigurata con i suoi bambini, in dovizia, perché più erano esibiti gli ori, più era importante il ruolo della donna. Vediamo in questo caso, ad esempio, un cordon d'oro avvolto in molti giri intorno al collo, lo stesso anelli, gli orecchini, croci, cordon d'oro, anelli, erano i doni più ricorrenti. Il design, dottoressa, sembra un po' non troppo lontano da quello che è quello moderno di oggi alla fine. Ma i temi si ripercorrono, possiamo dire che ad esempio i fazzoletti hanno una ricchezza e una varietà di motivi che non ha niente da invidiare. Infatti noi nei cassetti di questi armadi abbiamo messo un accenno alla vastità dei temi, delle fogge, dei motivi, delle forme, che è veramente può sembrare veramente strana per comunità che avevano pochi mezzi, ma anche qui si aprono dei capitoli importanti sulla storia così delle comunità, delle società, il ruolo che ad esempio avevano anche i passaggi degli uomini all'estero, quindi il ritorno di altre merci. Quindi la storia del costume è veramente un argomento affascinante che apre veramente un ventaglio di situazioni che parlano di tutta la vita di una comunità. E siamo tornati con il dottor Vicario nelle vesti di presidente della Società Filologica Friulana per parlare delle confraternite e del legame che c'è tra la Filologica Friulana e il Museo Etnografico di Udine. Ecco, sì, direi che questa qui è una sala particolarmente fortunata per noi, perché le confraternite naturalmente sono delle organizzazioni laicali piuttosto che religiose che si occupavano del benessere della comunità. Avevano quindi sia funzione, diciamoci, di mutuo soccorso, sia funzione devozionale rispetto al culto dei santi. Ecco, e devo dire che c'è tutta una continuità in queste che sono le vecchie confraternite di arti e di mestieri, per cui un tempo erano, come dire, dei piccoli, non dico sindacati, insomma, ma erano delle organizzazioni di artigiani, quindi potevano essere pellicciai, potevano essere calzolai, potevano essere muratori, no? Ecco, quindi che curavano sia quella che era la preparazione alla professione dei giovani e si occupavano naturalmente dell'assistenza di quanti avevano poi bisogno, per cui tipicamente diciamo delle vedove, degli orfani, ma anche degli ammalati. Ecco, quindi come dire, erano questi momenti di solidarietà sociale che sono stati fondamentali anche per la vita della nostra comunità. E, tra l'altro, diciamo, alcune di queste confraternite hanno dato origine anche ad alcune istituzioni fondamentali anche per la vita di oggi. Per esempio la confraternita di Santa Maria della Misericordia, è quella che effettivamente darà come ultimo momento dell'evoluzione l'ospedale civile di Udine. Quindi, come dire, già a partire dall'epoca tardo medievale, quindi 1200, 1300, no? E 1400, l'organizzazione di queste confraternite si consolida per erogare tutti questi servizi per gli associati. La Società Filologica Friulana, diciamo, non è una confraternita in senso classico, però tuttavia, come dire, segna sempre l'attenzione, la condivisione, diciamo, per questo che è lo spirito dell'unità
in questo caso di tutta la regione friulana, su quelli che sono i valori costitutivi della nostra cultura. Ecco, quindi, come dire, è una confraternita sui generis, nel senso che pone al centro dell'attenzione della sua attività quello che è la valorizzazione, la promozione dei vari aspetti che riguardano la storia, le tradizioni, la cultura e la lingua del nostro Friuli. Importanti sono stati anche studiosi, ricercatori che hanno collaborato, diciamo, nel solco della tradizione di questi studi sull'etnografia, quindi sulla cultura popolare, sulle tradizioni popolari, che hanno lavorato a stretto contatto anche all'interno della società filologica. Sarebbe molto lungo ricordarli tutti, tuttavia qualche nome dobbiamo farlo. A parte, diciamo, tra i più recenti, quindi Gaetano Perusini, Andreina Nicoloso Ciceri con suo marito Luigi Ciceri, ricordiamo Lea Dorlandi, ricordiamo Lucio Peressi, ecco, ricordiamo Giampaolo Gri, che veramente per anni e anni ha, diciamo, animato gli studi di etnografia anche all'interno del nostro istituto. Ecco, si tratta tutti di contributi, no? Di contributi per lo studio e per la valorizzazione di questo grande patrimonio. Sui coniugi Ciceri, poi bisogna dire quindi Andreina e Luigi Ciceri, dobbiamo anche ricordare quello che è il premio per gli studi sull'etnografia friulana, che tuttora è molto vivo e molto vivace e che premia appunto lavori, studi, tesi di laurea, tesi di dottorato che si occupano della valorizzazione di questo patrimonio. Con il nostro ormai amico, mi permetto di chiamarlo così, Claudio Lorenzini, adesso affrontiamo un altro tema molto interessante, quello dei Kramars, in questa stanza sempre del Museo Etnografico, dove ci troviamo e chi erano queste persone? Dunque ci troviamo nella prima stanza del Museo Etnografico del Friuli, che si trova immediatamente accanto alla stanza dedicata al fogolar. Quello che tenta di fare il museo, rappresentando in qualche modo un fogolar attraverso questo disco aereo, è un legame profondo, quello del centro della casa con tutte le direttrici, le direzioni intraprese, prese, condotte dagli uomini e dalle donne del Friuli che si sono recati in tutto il mondo. Dal fogolar appunto al mondo, questo è un po' il passaggio che si tende a rappresentare attraverso questa stanza e quella a noi attigua qui vicino. Ed è un passaggio molto ragionato, ragionevole, importante, che in qualche modo ci interroga nel profondo. Come mai questo legame molto stretto fra quello che accade nelle proprie case, attorno al fogolar, i legami familiari che uniscono il gruppo che convive sotto lo stesso tetto e quelli che invece uniscono queste stesse persone con chi se ne va, con chi va lontano, con chi appunto cammina per le strade di tutto il mondo. E attorno a questo legame ci sono degli episodi peculiari e particolari che si provano a rappresentare un po' meglio attraverso alcuni manufatti o alcune ricostruzioni particolarmente azzeccate come queste che vediamo qui in queste due teche. Si tratta di due rappresentazioni di Franca Venuti Caronna, di quella che doveva essere la partenza dei Kramars o Kramars e di quello che doveva essere il contenuto della Krascine o Krame, quella che portavano alle spalle. Kramars o Kramars venivano chiamati i venditori ambulanti di medicinali, spezie, droghe e tele e tessuti che grosso modo lungo tutta l'età moderna e fino alla prima età contemporanea, particolarmente dalla Carnia settentrionale, partivano per raggiungere i territori di tutto il bacino dell'Europa centrale, diciamo dal Palatinato grosso modo fino alla Romania compresa. Questo con una quasi perfetta corrispondenza fra villaggi di partenza e mete di approdo. Si trattava di un'emigrazione temporanea, stagionale e terziaria, fatta da commercianti
non semplicemente da avventizi, ma da persone che per esercitare questo mestiere sceglievano, adottando magari mestieri fatti propri dalle generazioni precedenti, di partire per tornare. Da qui il legame profondo fra fuoco, focolare e fug è sinonimo di famiglia e quello che accade altrove. Non si parte necessariamente per andarsene, ma si parte inevitabilmente per salvaguardare quello che rimane nel villaggio. E per almeno tutti i secoli dell'età moderna, e almeno da quella regione, si partiva per tornare e per sostenere chi nel villaggio rimaneva, particolarmente le donne e i bambini e i vecchi che non potevano più partire con loro. Questa dicotomia fra quel che accade nel foresto e quello che invece accade, succede e si deve far accadere nel nostrano, nel paese, trova una sua peculiare e importantissima rappresentazione nei ritratti di famiglia. Qui, nei ritratti dei due Plazzotta, di Genodes, di Treppo, possiamo osservare almeno due particolari rilevantissimi per comprendere quale tipo di emigrazione fosse questa dei Kramers. Fra le mani dell'uomo di casa troviamo delle carte, delle lettere, testimoniano i rapporti che debbono intercorrere fra l'Oltralpe e il paese di provenienza. Debbono perché senza la comunicazione gli affari non funzionano, allora come oggi. E rappresentandoli nel proprio ritratto significa anche dar ragione della propria istruzione. Chi parte lo fa a ragion veduta, parte istruito. Ieri come oggi come ieri, chi emigra perché ha le competenze per farlo, fosse anche soltanto riuscire a camminare per partire. E invece, specularmente, nel ritratto della donna di casa, la moglie, e significativamente i ritratti sono distinti, non sono uniti, troviamo fra le mani un libro d'ore per la preghiera, ma nel contempo, nell'altra, anche qui, un biglietto. Quando il marito o gli uomini di casa sono assenti, è la donna che mantiene questi rapporti e li deve mantenere saldi. Pertanto, a fronte di una elevata istruzione maschile, doveva corrispondere un'altrettanto elevata istruzione femminile, senza la quale questo sistema economico, che interessava almeno un quarto della popolazione maschile attiva della montagna, non poteva sussistere. Il Museo Etnografico di Udine ci racconta anche una storia di montagna, la storia degli orologi, della montagna di area alpina e gli orologi della Val Pesarina, la valle del tempo, la valle senza tempo, un luogo meraviglioso. Con noi abbiamo Alceo Solari. Solari ci fa subito pensare alla nota fabbrica degli orologi. Che collezione è questa che vediamo qui in Museo Etnografico? Sì, questa è la collezione Ciceri, che praticamente ha raccolto la storia dell'oreria alpina, ma non semplicemente posizionata nei territori, diciamo, di Pesaris, ma anche esplorando i territori alpini del Jura francese, svizzero, della Foresta Nera, e quindi qui abbiamo progetto una rappresentazione che questa tecnologia è nata in questi territori in quanto c'erano delle condizioni che sono legate all'acqua, quindi al mulino, sono legate al legno, perché praticamente serviva, per far funzionare, diciamo, la fucina, serviva il legno di carbone, no? E quello che è interessante è che non è un'invenzione in questi territori in cui si è sviluppata molto quest'arte, ma nasce dalla Boemia ed è stata importata dai Kramers. Quindi i Kramers portano questi modelli in Carnia, li portano nella Foresta Nera, li portano in Jura, e i vari artigiani costruiscono questi modelli di orologi domestici per la casa con espressioni, diciamo, di forma legate alla cultura di quel tipo di territorio. Quindi, se i meccanismi sono molto simili, ci sono delle distinzioni che caratterizzano la costruzione dell'orologio. Noi qui vediamo due tipologie costruttive. Il gruppo praticamente di un orologio completamente in legno
e un orologio invece in ferro forgiato. Questa costruzione è della Foresta Nera, questa costruzione è del Jura francese. Si distinguono praticamente per il tipo di materiale usato, però si distinguono anche per la forma estetica. Quindi i primi orologi nascono con, noi lo chiamiamo un bilanciere, si chiama Folliot, che praticamente è la prima invenzione che ha consentito praticamente a dividere il tempo e quindi costruire la misura del tempo come orologio. Ma questa invenzione, poi è arrivato Galileo che ci ha fatto capire che si può raggiungere una precisione maggiore, quindi è nato il pendolo e noi vediamo che su questi orologi viene applicato il pendolo corto, cioè qui i pendoli non sono solo su quella cassa lunga abbiamo il pendolo lungo. Per distinguere i vari tipi esteticamente da dove provengono occorre capire e studiare le forme, diciamo, del quadrante. Quindi abbiamo dei quadranti che sono costruiti in legno e quindi dipinti ad olio, e dei quadranti invece che utilizzano il ferro, quindi sono dipinti a mano, no? Questa è una prima distinzione. Poi sono le forme estetiche. Questo quadrante qui è già un quadrante molto sofisticato perché, diciamo, nasce da una lavorazione, diciamo, queste forme qui sono ottenute da un processo di formazione cioè, quindi si usa uno stampo per costruire questi tipi di motivi, mentre questi sono tutti disegnati a mano. A Pesaris si caratterizza per questo frontale, che è un frontale perforato, mentre questo tipo di architettura, di costruzione è di origine austriaca. Quindi si distinguono praticamente i manufatti anche da un punto di vista proprio di cultura territoriale, no? Quello che è interessante è che questi territori sono stati recentemente inseriti come patrimonio immateriale UNESCO, quindi questa è una novità assoluta, cioè quindi viene valorizzato l'ingegno creativo degli artigiani, cioè le conoscenze, non più il manufatto, ma anche la creatività, la capacità di realizzare meccanismi sempre più evoluti e sempre più dove uno esprime la sua caratteristica artistica. E l'UNESCO valorizza il progetto immateriale in quanto riconosce che è un valore che deve essere trasmesso alle nuove generazioni. Noi abbiamo aperto una collaborazione con le scuole e quindi costruiamo degli exhibit, cioè quindi dei meccanismi che fanno capire come funziona l'orologio. E quindi riusciamo anche a trasmettere le conoscenze di come sono cambiati nei vari periodi storici. Quindi perché noi partiamo da questi orologi qui, arriviamo agli orologi da torre e poi arriviamo agli orologi industriali. Quindi c'è un'evoluzione tecnologica che è stata espressa in 300 anni di storia. E desideriamo che i giovani capiscano questa cultura, la valorizzino e soprattutto si abituino a collaborare con gli altri territori alpini in cui c'è una storia identica alla nostra, ma partendo sempre dalla mobilità. Cioè una delle caratteristiche di Pesaris che nel Settecento i cappellari, che sono i primi orologiai, erano già con i loro manufatti a Belluno, a Trieste, a Fiume. Quindi nel Settecento, questa è una novità assoluta, nessun artigiano era abituato a percorrere territori così vasti. Noi abbiamo una cultura proprio, diciamo, che anche i nostri antenati hanno studiato a Vienna l'orologeria, quindi hanno sempre avuto un apprendimento continuo
per conoscere tutte le nuove tecniche che nascevano nei vari periodi storici. E questo è legato alla cultura carnica che era di movimento, cioè il carnico non rimaneva sul territorio, ma andava, infatti noi in Istria, in Dalmazia, Montenegro, troviamo i tessitori carnici che ospitavano gli orologiai che andavano a installare gli orologi in questi territori. Quindi sono relazioni estremamente interessanti che fanno capire come si crea la conoscenza, come questa conoscenza produce manufatti, come si può arrivare a creare una capacità di innovazione per costruire sempre nuovi modelli, sempre nuovi orologi. Insomma, un motivo in più per visitare il Museo Etnografico da questa collezione, la collezione Ciceri, e poi visitare la Val Pesarina. Anche musica nel Museo Etnografico, musica antica con Alessio Screm, musicologo. Andiamo a scoprire quali sono gli oggetti e le testimonianze che si trovano in queste sale particolari del Museo Etnografico. Qui a Palazzo Giacomelli è raccolta un po' la sintesi di quelli che sono gli strumenti musicali in uso in Friuli, dalla storia antica ai tempi nostri, anche quella che è la tradizione musicale friulana, che è un ibrido di varie influenze. Diceva bene l'americano Alon Lomax, un etnomusicologo negli anni 50, è venuto in Friuli a fare degli studi con altri antropologi e ha detto che il Friuli era la regione della polifonia, delle voci aperte, liquide, che guardano lontano, e dice anche che è la regione delle influenze culturali, linguistiche, musicali che provengono dall'Europa del Nord. Nel novero di questi accenni troviamo appunto l'humus della musica friulana, fatte di diverse influenze che poi si ritrovano in un senso comune. Abbiamo qui a Palazzo Giacomelli una varietà di strumenti musicali. Parlando di musica colta, fa bella figura di sé questa spinetta di Domenico da Pesaro, Dominicus Pisaurensis, è una spinetta del 1563, uno strumento particolarmente raro, giunto pressoché integro a noi. Ricordiamo che un altro esemplare è al Musée de la Musique a Parigi, un altro all'Università di Lipsia, poi ancora nell'Accademia degli Amici della Musica di Vienna, quindi è un onore avere questo strumento di fattura italiana a pianta pentagonale. È interessante anche sulla cassa levatoia, il coperchio, questo dipinto setto-ottocentesco, che ci fa un po' presumere la provenienza di questo strumento. Infatti sulla destra si pensa sia ritratto il castello di Artegna, da cui si crede provenire questa spinetta. È composta da diversi legni, il fondo è in abete, abbiamo il sommiere che è in noce, le fasce laterali, anche quelle a fianco della tastiera, come la tavola armonica, sono in cipresso. Poi ancora i tasti, quelli del pianoforte che intendiamo come bianchi, ovvero i tasti diatonici, sono in bosso, mentre quelli neri, i cromatici, sono in noce dipinto di nero. Dotato di 50 tasti, è uno strumento davvero raro e meriterebbe anche un approfondito restauro per essere suonato, perché è lì che sta la qualità di questi strumenti. Fa da braccetto un altro strumento antico del XVII secolo, è questo uno strumento, lo salterio, che ci richiama anche alla tradizione antica davidica. Davide, il re Davide, profeta di Israele, autore dei salmi, da cui deriva il termine salterio, per cui la lettura dei salmi veniva anticamente accompagnata dalle sonorità di questo strumento che appartiene alle cetre antiche da tavolo. È dotato di 3 ponticelli, 100 caviglie, ovvero dove vengono legate le corde, che sono distribuite in cori di 4 fila. Interessanti anche le rosette per dar suono allo strumento come cassa di risonanza, e questo strumento è fondamentalmente in abete, un pezzo unico che ci rimanda anche a una certa iconografia musicale che abbiamo nella nostra regione, come il salterio di Egberto e di Santa Elisabetta del XIII secolo, che si trovano al Museo Nazionale di Cividale. Entriamo invece nel mondo della musica popolare e non può mancare la tradizione resiana, questo unicum
della nostra cultura, per cui si sta lavorando ai fini del riconoscimento come patrimonio UNESCO. Qui abbiamo rappresentati strumenti a corda ovviamente e sotto la fisarmonica, ma partiamo da questo strano violoncello o contrabbasso che è la buncula, diverso dalle forme cui siamo abituati a concepirlo, forma più arrotondata, notiamo le corde in spago, 3 corde, uno strumento che viene tuttora ancora oggi elaborato dai musicisti che spostano l'anima che si trova all'interno dello strumento, che mette in comunicazione il fondo e la tavola armonica, lo spostano sotto una corda perché credono abbia maggiori sonorità, così anche il ponticello che viene sostituito con uno più spesso in castagno. Usano un archetto di stampo barocco, mentre sulla destra abbiamo un violino del XIX secolo che ci può avvicinare all'altro strumento che fa parte della tradizione eresiana, che è la zitira, anche quello un violino che viene elaborato in diverse parti e anche nell'accordatura che viene aumentata di una terza minore, per cui spesso si rompono le corde e si vuole anche che i resiani sostituiscano le corde con dei cavi del telefono persino, questo per mostrare la naturalezza e la voglia del far musica in qualsiasi circostanza. C'è poi tutto un rituale legato all'esecuzione di questi brani, che ora non sto a spiegare, è molto interessante e approfondito, ci sono anche degli studi compiuti come da Streirac, anche da Roberto Frisano, musicologo vivente che si sta occupando appunto della nobile causa di portare la musica, la tradizione eresiana e il ballo, ecco, al riconoscimento che merita. E anche queste immagini, queste antiche fotografie ci danno un po' il saggio di quello che poteva essere un ensemble del tempo. Si nota appunto 2 suonatrici di zitira, uno strumento che veniva suonato anche dalle donne, mentre la buncola soltanto dagli uomini, e si nota anche una suonatrice di mandolino. A fianco abbiamo la fisarmonica, uno strumento aerofono come la tromba, che ci richiama anche al mondo bandistico, di cui il Friuli è un grande rappresentante. In basso a destra troviamo, oltre a una bella fisarmonica diatonica di Paolo Soprani, che non era friulano, ma di Castelfidardo, la nobile famiglia di costruttori di strumenti aerofoni a mantice, e a fianco abbiamo un clarinetto udinese costruito da Ignazio Miraz di tardo Ottocento, fatto in ebano e in avorio con 8 fori e 7 chiavi. Anche questo a rappresentare non solo la musica popolare, ma anche la musica bandistica. Un saggio su quello che sono i suoni o i rumori, i crepitacoli, le raganelle, le battole, sono strumenti, diciamo, ibridi degli idiofoni che funzionano per sfregamento o per concussione, fanno parte anche queste del mondo bucolico pastorale, delle feste, delle sagre, ma anche delle processioni, perché questi strumenti, come la raganella, veniva usata durante la settimana santa, dal giovedì al sabato, quando non si potevano più appunto suonare le campane. Avvicinandoci infine a quello che è il mondo musicale moderno, abbiamo una pianola meccanica, cioè uno strumento meccanico che funziona attraverso il movimento di una manovella. Questo è uno strumento bolognese, Rocca, dei primi del Novecento, la cassa ora è chiusa, ma all'interno ha un meccanismo abbastanza semplice che funziona attraverso appunto quei fogli di musica forati, per cui all'interno c'è un meccanismo che li fa scorrere eseguendo della musica solitamente di sapore operistico. È un po' l'antenato dei nostri jukebox, diciamo. E chiudiamo con la danza, una tradizione friulana che si riverbera in varie forme e anche in varie influenze, oltre alla furlana, che è il ballo puro del Friuli. Sappiamo che la furlana, in tempo di furlana, hanno scritto valenti compositori come Couperin, Telemann, Monteverdi, Bach e tantissimi altri. Altre forme sono la Staiare, che deriva un ballo dalla Stiria, la Roseane, cioè la Resia, abbiamo parlato prima, la Ziguzaine vicino all'Ander austriaco, l'ungaresca ovviamente dall'Ungheria, poi le manfrine o la sticche che veniva ballata in tempo di matrimonio. L'espressione della festa, del riposo
dalle fatiche del lavoro e unita alla furlana si può chiaramente parlare anche dei canti tipici, ovvero delle villotte, il cui nome deriva appunto dal borgo, dalla villa. E qui mi rifaccio a un'espressione molto felice di Gianfranco da Ronco, che diceva: fulminea, straordinaria la capacità di sintesi della villotta, un canto formato da una facile e immediata melodia e anche composta da brevi parole, generalmente sono 2 stanze di versi ottonari, quindi facilmente memorizzabili da tutti. Ed è per questo che la coralità friulana ancora oggi per fortuna viene molto praticata e ha anche un certo appeal per tutti coloro che la vengono a conoscere. E allora grazie ad Alessio, il nostro secondo viaggio al Museo Etnografico di Udine finisce qui, ma vi promettiamo che vi riporteremo per scoprire altri tesori e meraviglie della nostra storia.